Buonasera, sono la Presidente regionale del Friuli Venezia Giulia, Federazione Italiana Cuochi, Ferigo Marinella. Siamo a Friuli Doc, l'ERSA ci ha chiesto di fare dei show cooking con i prodotti del territorio con le 3 province, Udine, Pordenone e Trieste. Buonasera, mi chiamo Luca Gioiello, sono Presidente dell'Associazione Cuochi Trieste, onorati di aver partecipato per la prima volta al Friuli Doc. E stiamo cercando insieme alle altre associazioni delle altre province di Pordenone e Udine di fare una sinergia per quanto riguarda tutto un discorso futuro, partendo dall'investimento sui giovani fino ad arrivare alle rivalutazioni delle professionalità dei chef già esistenti. Ci troviamo qui in questa bellissima cornice del Friuli Doc, come dicevo prima. È stata una bellissima esperienza dove siamo riusciti con i prodotti qui del territorio a riuscire a montare dei piatti richiamando anche forse un poco della nostra tradizione. Io sono napoletano, però sono triestino di adozione. Il discorso è bella la cornice e spero che con le altre province veramente si crei una sinergia per riuscire ad arrivare a degli obiettivi che sono importanti sia per le associazioni stesse singole che per quanto riguarda l'Unione Regionale Cuochi del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo preparato questo show cooking facendo un piatto valorizzando la trota e anche delle mele verdi. Quindi abbiamo elaborato una salsa di mele e crème e poi, senza stravolgere tanto il prodotto, visto che già naturalmente è un prodotto che si può servire così nudo e crudo, abbiamo appoggiato soltanto sopra delle rose della trota di San Daniele per non intaccare i gusti di ambedue i prodotti che c'erano stati dati a disposizione. Felice di questa esperienza, spero che per il prossimo anno saremo coinvolti di nuovo ed auguro a tutti e alla manifestazione stessa un in bocca al lupo. Grazie. Benissimo, sono sempre Luca Gioiello, avevo appena finito di fare il mio show cooking e sono venuto qui personalmente a ringraziare chi mi ha fornito il prodotto base del nostro piatto, uno dei prodotti basi che era la mela verde, e quindi sono qui con l'amico Peter che magari forse vuole fare una descrizione un po' più dettagliata del prodotto che mi ha dato la possibilità di confezionare il mio piatto. Adesso gli do il microfono e ti ringrazio ancora. Grazie a voi. Allora sì, è un piatto ben riuscito ovviamente, sempre con la grande professionalità dei cuochi, è sempre un qualcosa di eccellente. La mela utilizzata oggi è stata la Granny Smith, appunto, che è una delle mele friulane da noi prodotte, di altissima qualità e rispettosa dell'ambiente e dell'uomo, perché viene garantita con il marchio A, che è un prodotto garantito dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dove viene rispettato un rigorosissimo disciplinare di produzione, ma anche proprio nella cura del territorio. Quindi una mela che è buona sia da mangiare ma anche da trasformare, quindi ideale per le cucine, ideale per le centrifughe e ideale anche per fare prodotti trasformati. La nostra azienda ne produce ben 8 di varietà diverse e ogni varietà ha le sue caratteristiche organolettiche per piatti diversi. Un'altra cosa che noi facciamo proprio per venire incontro alle sempre più esigenze e richieste da parte degli chef sono anche prodotti lavorati speciali, come il nostro aceto balsamico di mela, che è un'eccellenza premiata a tutto il mondo. Infatti una giuria di ben 60 chef stellati da tutto il mondo a un concorso internazionale ci hanno assegnato 2 stelle proprio per questo prodotto, che è stato per noi un grandissimo orgoglio, ecco. Il mio tour finisce qui per presentare Angelo Pighin, che in pratica ci ha dato il suo prodotto per il confezionamento del piatto che spiegavo prima. Quindi si parlava della Regina di San Daniele e quindi ci tenevo a ringraziarlo personalmente per la sua disponibilità, anche perché poi il piatto
mi permette un vanto, è piaciuto moltissimo, quindi devo ringraziare sia lui che il produttore precedente delle mele per aver dato modo che il piatto venisse assaporato. Non è stato stravolto, quindi adesso una spiegazione sul prodotto ve la darà stessa lui e quindi magari si addentrerà più nello specifico. Grazie Angelo. Grazie a lei, grazie a voi di averci dato questa possibilità, è sempre un piacere poter promuovere i prodotti friulani come il nostro. La Regina di San Daniele è una trota salmonata affumicata a freddo, come già anticipavamo prima sulla preparazione del piatto. È un prodotto tipicamente friulano, tipicamente di San Daniele, perché in Friuli vengono allevate un terzo delle trote italiane. È un prodotto sano, perché viene allevato in acque assolutamente perfette per la crescita del pesce e con metodi naturali, senza nessun conservante, senza nessun colorante. E la lavorazione anche viene fatta in maniera completamente artigianale, il 90% viene fatto totalmente a mano, vengono tolte tutte quante le spine, viene perfezionata a mano per un controllo continuo della qualità del prodotto. Prodotto completamente salubre quindi e pronto da mangiare. Salve a tutti, sono Riccardo Iori, presidente dell'Associazione Cuochi di Udine e ci troviamo qui a Friuli Doc nel padiglione dell'ERSA con diversi show cooking dei nostri cuochi. Mi fa piacere essere stato chiamato qui dall'ERSA come presidente e come rappresentante della nostra categoria che diciamo oggi sempre più che mai punta a tutti i prodotti a chilometro zero, prodotti nostri del territorio, e noi pensiamo di essere il miglior sponsor di questo, anche perché puntiamo tanto sui giovani da formare, da creare e soprattutto cercare di mantenere quella voglia, quella verve di tutti i cuochi iscritti fino adesso nella nostra associazione. Diciamo che i nostri show cooking sono iniziati già da ieri. Oggi presenteremo il riso di Mortegliano abbinato a un salumificio e a un stracchino. Sarà un risotto molto particolare che un nostro chef preparerà sul momento, al fatto che è un show cooking a vista e quindi tutti i prodotti saranno dedicati a questo piatto. Nient'altro che sempre promuovendo i prodotti del territorio grazie all'ERSA che ci dà questa opportunità. Buongiorno, mi chiamo Modolo Giovanni, sono presidente della Federazione Associazione Provinciale Cuochi della provincia di Pordenone e sono in veste di rappresentante appunto a Friuli Doc nella preparazione di un piatto. In particolare oggi prepareremo un piatto con figo moro di Caneva e prosciutto di San Daniele. Il nostro obiettivo è quello di esporre e quindi rendere pubblico il più possibile i nostri prodotti in modo tale che vengano acquisiti dalla clientela, soprattutto nella zona pordenonese. Il tale scopo viene poi aiutato sicuramente e concentrato da persone che qui faranno parte delle varie scuole. Andiamo a preparare il risotto con figo moro e prosciutto di San Daniele. Cominciamo con rosolare la cipolla, sfiammiamo con un po' di vino bianco, poi dopo aver ben cotto, portato al dente il risotto, e portiamo avanti la cottura col suo brodo. Dopodiché a un certo punto facciamo saltare un attimino il prosciutto di San Daniele a cubettini e compreso adesso fine cottura portiamo il prosciutto e il figo moro, che è già un prodotto già preparato per la cottura, per il cibo, per amalgamarlo. Tutto quanto alla fine si amalgama con un filo d'olio d'evo e si presenta con una guarnizione di un quarto di ficco e prosciutto di San Daniele tagliato a pezzettini. E infine concludo con i ringraziamenti per l'ERSA e per l'ospitalità di Udine. Grazie. Ecco, siamo qui allo stand della cipolla rossa di Cavasso Nuovo, che è un ingrediente che userò per il risotto in questione. Adesso passo alla signora Adriana, così vi spiegherà bene le caratteristiche di questo prodotto. Buongiorno, la nostra cipolla ormai è conosciuta, diciamo, molto molto bene, è un prodotto tipico friulano, è la
cipolla rossa di Cavasso e diciamo noi la produciamo proprio a Cavasso. Viene venduta in treccia da 1 chilo, 2 kg o mezzo chilo e le proprietà che ha diciamo sono molteplici. La prima di tutte è che è molto digeribile, è una cipolla dolce, aromatica, ha le tuniche diciamo rosse però all'interno è bianca e diventa appunto bianca in cottura ed è delicatissima. Buongiorno, siamo qui nello stand di figo moro di Caneva, ingrediente principale del nostro risotto preparato oggi ad Friuli Doc Udine. Adesso passerò Chiara, così vi elencherà il prodotto in tutte le sue forme e caratteristiche. Vi presento il prodotto che abbiamo utilizzato poco fa per la dimostrazione. Allora, nel piattino ho dei fichi freschi che hanno dato vita al preparato per cucina, che è una preparazione a base appunto di fico per circa l'80% e zucchero d'uva in sostanza. Noi produciamo anche degli altri prodotti, abbiamo delle salse che possono essere di accompagnamento per carni, salumi e formaggi, salse alla senape, al peperoncino o con la bacca di ginepro. In alternativa, rimanendo sempre nella versione dolce, proponiamo il ciocco moro che è preparato con la fava di cacao macinata o in alternativa la marmellata più classica possibile, quindi il fico in tutta la sua bontà. Siamo nello stand della Blave di Mortean, il cui Aselio gentilmente ci spiegherà un po' le caratteristiche del risotto, in particolare che abbiamo usato sulla ricetta, ma anche degli altri prodotti. Salve, dunque inizio più che altro spiego un po' il riso è la qualità, il vialone nano è adattissimo a tutti i tipi di risotto, ma anche alle minestre, infatti con l'orzo, con i fagioli e con le patate, insomma è ideale per fare anche le minestre, non solo il risotto. Per quello che riguarda più in generale invece la nostra attività, cioè la Blave di Mortean, partiamo chiaramente con una selezione del mais manuale e questo ci permette di differenziarci dal resto delle farine, perché siamo forse gli unici nel nord Italia a selezionare manualmente ancora il mais. Questo ci garantisce di avere un prodotto di eccellenza proprio perché scartiamo all'origine manualmente il prodotto che non è propriamente adatto alla macinazione. Buongiorno, siamo via Mercato Vecchio di fronte allo stand dell'Ersa. E sto per nominarvi, non per ultimo, ma non perché è poca importanza, il prosciutto di San Daniele. Il prosciutto di San Daniele che è stato utilizzato nella mia ricetta col fico moro di Caneva. Abbiamo utilizzato una coscia abbastanza grossa dove c'era una percentuale di grasso superiore alla norma per evitare di aggiungere altri grassi estranei alla ricetta in considerazione. Ringraziamo quindi il consorzio che ce l'ha fornito e che ci ha fatto fare anche una bella figura nella mia ricetta. Grazie.